Ragazzi, c'è la TV, ragazzi, un po' di silenzio. E che diamine, c'è la televisione. Pure sotto la doccia ci vuole rigore. Il rigore? Però non ne tiro tu, Ma che c'entra questo? Hai sbagliato 4 rigori su 5. Vabbè, almeno uno l'ho segnato. E a te non ti dovrebbero chiamare Lorenzo Insigne, ti dovrebbero chiamare Lorenzo Nunzigna. Lo sbaglia a giro, lo sbaglia a giro. Buonasera ragazzi, scusateci se vi importuniamo, ma purtroppo siamo obbligati dal satellite a farlo proprio in questo momento. Comunque siamo molto contenti di vedervi così affiatati, no? Uniti nel campo, ma uniti anche sotto la doccia. No, sotto la doccia non tante. Noi in nazionale abbiamo almeno 1 metro di distanza. Noi nel Napoli invece sotto la doccia abbiamo almeno 4 metri di distanza. Cioè non siete uniti? No, noi sotto la doccia teniamo a Koulibaly. Sì, ma Donnarumma, ma perché stai indossando questa giacca così elegante? A Parigi ho preso un nuovo sponsor. E che sponsor? Dolce & Gabbana. Donnarumma! Guardate quanti soldi! Guardate quanti soldi! Tutti i soldi qua! E come sono tutti questi soldi? È perché questa è la Deutsche Bank. La doccia. Sono Ciruzzo Vafangaul primo. Scusa, ma che stai facendo? La spada nella doccia. Tiro fuori! E abbiamo chiuso. Tiro fuori! Tiro! Gol! Finalmente in nazionale ho fatto un gol, finalmente! Gol! Scusate, devo fare un controllo al VAR. Un attimo. Chi è il regista che Chi è? controlla Il il VAR? regista? Ma che è successo? Fuori gioco, annullato. Fangaula! Lascia la miseria! Una volta c'era annullato discusso. È stata simpatica la gag, Gigio? La gag che lui non segna mai in nazionale, qua segnate fuori gioco, annullato. Non ho capito. Come non ne capi? Ma anche che stai capito? Ma è semplice come gag, tu sei proprio scemo, tu sei come la scuma che fa sulla occhietiella proprio. Non ho capito. Tu sei come la schiuma dei fagioli all'occhietto, una qualità di fagiolo che quando lo cuoci fa una schiuma che non serve e viene buttata, capito? Tu sei come quella schiuma. E l'occhietto? No, l'occhietto non c'entra, è la qualità del fagiolo, ma quello è il problema è che sto facendo una metafora tra te e la schiuma che viene buttata perché... la pasta? La pasta non c'è, non si sto facendo una ricetta, capito? Tu mi fai andare il cervello in cortocircuiti che quando inizia a partire... Oh! Fangaula! Mamma mia! Questa era complessa, State generando. Io ho visto proprio i draghi nel cielo. Allora, molti calciatori del passato, ho lasciato il mondo del calcio, tra l'altro, si sono impegnati poi nel sociale. Voi conoscete qualcuno dei vostri colleghi impegnati in tal senso? Sì, ce l'abbiamo un collega, Icardi, ha abbandonato la plastica. Ah, è diventato green, bravo. No, ha lasciato Vandanara. Ragazzi, ma voi lo sapete, è vero che anche nel calcio ormai ci sarà l'obbligo del Green Pass? Lo sapete, no? L'ha detto anche Draghi. Sapete cosa ha detto Draghi, no? Sì, ti spezzo in due. No, quello è Ivan Drago. Io invece sto parlando del Presidente del Consiglio. Non ho capito. No, sto dicendo, quello che hai detto tu l'ha detto Ivan Drago, io invece sto parlando del Presidente del Consiglio. Uno è Ivan Drago e l'altro invece è Mario Draghi. Ah, il padre. No, quale padre? Ma quale padre? Sto parlando del Presidente del Consiglio Mario Draghi. E che Uno è consiglia? Drago e l'altro è Draghi. E cosa consiglia? E cosa consigli? Non consiglia niente, sono due persone diverse, capito? Drago, Draghi, Drago, più draghi, 2 draghi. Non sono due draghi, non sono due draghi, hai capito? No! Sono due cose diverse, mi fai andare in pappa il cervello! Fangaula! Brava Fatima! Brava! Questa sì che è una ragazza in gambe, capito? Ciruzzo, Ciro, passami la saponetta per favore. Ragazzi, è caduta la saponetta per terra. E mo chi la prende? Fermi tutti! Questa saponetta non la prende a nessuno! Noi siamo terroni! E quindi? Noi col sapone non ci siamo mai lavati! Ale, ale,